al comizio delle feste del compleanno della radio di Seia. Mettiamo un versetto che la radio in verità la zena trovata che tanto la porta all'umanità. Musica, cultura, roba fatta per istruire a chi poco sa. Per conoscere la sua gloria, non che vuol tanta memoria, se 10 anni di Radio Odisseia. Andiamo avanti adesso col gruppo Paolo. Partecipare del nostro programma dei compleanni della Radio Odisseia. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Odisseia e il buongiorno del Euclide Zardinello perché sia più facile a capirmi. Buongiorno. E adesso buongiorno del Valdir Zardinello. È un piacere essere qua insieme con la gente che è tanto tempo che siamo fermi, siamo per Dio cantare, ma in cui è un piacere essere qua con questa gente e ritornare a cantare insieme le musiche italiane che tutti piace ascoltarle. Ben, con il nostro programma La Voce del Veneto, questa trasmissione, come ho detto prima, la va a Italia e va ai nostri amici che passano loro sapenti noi qua in Brasile, che siamo della terza, della quarta generazione, portiamo avanti la nostra cultura, la cultura dell'immigrazione, noi siamo tanti contenti per questo. E qual è la musica che voi volete suonare e cantare per i nostri radioascoltatori e per i nostri amici in Italia? Che musica la sei? Bene, è una lettera che ho fatto sempre quando che è la politica si ascolta via per le bodeghe o per qualche posto che parla dei politici, di questo e di quello, mi ho pensato che fa una lettera adesso, so che proprio che capisce un pochettino come che è la politica. E allora ho fatto la musica, la lettera, i coloni e i governi. Vai, paia! Quando i governi fanno le campagne a tutti promette che noi passa fame, ma dopo quando chi ga guadagna si dimentica tutto quel chi ga parla. I fuori coloni noi la metti in testa che tutto che parla che niente che presta. Tutti i coloni che voi così far andare tutti intesi di non più lavorare e dopo i governi si vuole mangiare chi vai anche a lui provare a picconare. Quante promesse, quante bugie, che la verità la parchesie, noi anche ascoltiamo con tanta attenzione, se non se femo furbi me la pianta del buon. E mi lo dico perché mi so, se venisse il matto, ma i macachi no, tutti i coloni che vuol così far, andare tutti intesi di non più lavorare e dopo i governi si vuole mangiare chi vai anche a lui provarti con sti pori coloni lavorare come un mul e dopo i governi che la pianta del naso.